io sono disposto a incorrere nelle responsabilità che dovessero essermi ascritte, ma questo non mi fa arretrare. Quindi io ritengo che siano dei luoghi assolutamente da preservare e non da violentare ancora una volta. Oltre all'efficienza, io sono perfettamente d'accordo che ci sia la necessità di ammodernare le strade per la sicurezza e tutto, però nella scala dei valori bisogna bene soppesare, quindi io credo che l'ANAS possa tranquillamente modificare il tracciato e salvaguardare l'esistente. Lei si pensi fra 100 anni, quando noi non ci saremo più, chi passerà di là dirà: ma cosa sono queste ruderi? E solo per questo ricorderanno cosa è successo nel 1963.